Mari Champani, e tu jazes in vignus, marciantati e onorati, e vacati un saluto. Che Maria sedi simpli onorare, che Maria sedi simpli onorare. Alleluia. E Trinità tantissime, Pariti e Spiritus Sancto, domandiga fonda l'anime, che nos salvi dal peccato. Che Maria sedi simpli onorare, che Maria sedi simpli onorare. Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Questo augurio che il Signore sia con noi, direi aggiungo in noi, tra di noi, penso che sia la cosa più bella per dirvi innanzitutto ben arrivati. Ci diciamo ben arrivati e buon pomeriggio anche. Pomeriggio speciale per la comunità e così anche per me che contento condivido questo momento di solennità, questa preghiera a Maria, nostra Madre, questo invocare Dio tramite la sua intercessione. Come sempre le intenzioni nostre sono buonissime, le azioni rischiano di essere invece ferite dalle piccolezze. Io sono la madre del bell'amore e del timore, della conoscenza e della santa speranza. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Alleluia. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Parola del Signore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Preghiera a Dio Padre, che ha promesso di abitare nei cuori di quanti come Maria custodiscono la sua parola. Ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa, perché sull'esempio di Maria accolga con amore la parola e la proclami al mondo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Un saluti, o Maria, Mari nestre amor, vos esplene de ogni grazie, vos es nutre dal Signor, o fradutis benedete, dall'Eterno e sommo ben, benedetti frutamavi, dal purissim vestris
Santo, Santo, il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna in eccelsis, Osanna in eccelsis. Benedetto colui che viene come me, Signore. Osanna in eccelsis, Osanna in eccelsis. Questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
seguente ordine. Prima la croce grande di legno con i 2 candelieri, poi gli uomini eventualmente, poi le bandiere, il gonfalone, la banda, il coro, i bambini, poi i ragazzi del gruppo, il costume del gruppo folcloristico come i cuscini, i chierichetti, i sacerdoti, poi la statua e alla fine tutti i fedeli. Regina Celi, letare, alleluia, letare, alleluia, via quel meruisti mortale, alleluia, alleluia.
Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Santa Maria, consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Con il tuo Figlio, affinché possiamo giungere allo splendore della sua gloria. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
riallacciarmi al Vangelo, dire un pensiero, mi ha detto Don Maurizio, ma al contempo mi ha fregato, perché la parola di Dio, accompagnata poi da quelle di Don Tonino, ma ancor più da brivido direi, quelle di Dante su Maria, sul suo essere madre di Dio e madre di Cristo, il fattore che si fece fattura, bellissimo. Cosa devo dire io? Cosa posso aggiungere? E allora cerco brevemente di dire qualche cosa che spero possa essere così un momento di riflessione per voi e per me. Innanzitutto, così in maniera molto semplice, per la prima volta ho fatto la strada, quella che conduce in mezzo verso la sinistra del paese, diciamo così, e per la prima volta facendo una processione, perché di solito, e lì mi è venuto un momento di nostalgia, la facevo andando al campo sportivo con la borsa, delle cose in macchina, delle scarpe, della divisa, come arbitro di calcio. E un po' di nostalgia mi è venuta degli anni in cui ero ragazzo e giovane. Vabbè, a parte questo aneddoto così molto semplice, ho pensato al Vangelo, che si conclude con il Vangelo, non quello letto oggi, ma il brano da cui è stato estrapolato il Vangelo di oggi, si conclude di solito dicendo che Maria rimase da Elisabetta 3 mesi dalla cugina, e potremmo dire a battuta, secondo i nostri canoni del 2020, cioè, ma che aveva tempo di perdere, di star là, non aveva altro da fare, incinta, Giuseppe, il negozio lì, cosa avevano? La falegnameria o la carpenteria? Non aveva altro da fare? Cosa far lì? A ciacolare? E allora, estrapolando dal racconto, inizio e fine, si vede come all'inizio si sottolinea che Maria andò verso l'alto da Elisabetta, andò dove sentiva che era importante esserci, andò a condividere quel momento specialissimo e unico, così intimo, con la sua parente. Ma aggiungo, è stata lei, Elisabetta, sua parente, che le ha detto quelle parole che forse le hanno fatto comprendere ancora di più l'annuncio dell'angelo. Era ancora lì che meditava le sue parole. Eppure anche Elisabetta è stata importante, a mio avviso, questo invento io, ma penso non sia distante dalla realtà, è stata importante in quel momento per farle capire cosa stava vivendo. Perché ho detto questo? Perché vorrei sottolineare l'importanza del stare assieme, del condividere le medesime esperienze. Non è banale, ma di farlo non via internet e basta, non via Instagram o Facebook. Buono quello, ma poi serve, come a scuola che domani riniziamo, il contatto umano, il guardarsi negli occhi, l'essere vicini, il camminare fianco a fianco pur nel rispetto di tutte le prescrizioni per evitare che questa pandemia ancora possa proseguire. Cerco in qualche modo di concludere. Non so perché, ma i padri della Chiesa sembrano aver giocato uno strano, come potrei dire, uno strano gioco dell'oca con la vita liturgica della Chiesa. Hanno messo assieme nella tradizione la nascita di Maria, il suo nome, il momento della sua presentazione al Tempio e poi l'essere sotto la croce, l'addolorata. Chissà perché morte e vita assieme. Quella madre che sotto la croce capisce ancora una volta di più il suo ruolo, che quel nome che le è stato dato, che noi invochiamo costantemente, è il nome della madre, di colui che è chiamata ancora
da Gesù stesso morente in croce a farsi vicina, a farsi addirittura educatrice, accompagnatrice di quel discepolo che aveva ancora bisogno di qualcuno accanto a sé, di condividere quindi la strada, vedete, nella sofferenza l'epifania dell'amore. Si dice, vero, che solo nella sofferenza si vede chi è veramente amico, è vero o no? Quando si va in frasca, quando si va in giro, quando si va a cantine aperte, quando si va ai congressi, quando si va all'università della terza età, quando si va in chiesa a far festa, alla sagra, tutti amici, tavolate di amici che non finiscono mai, ti chiamano tutti e ti cercano. Poi quando iniziano i problemi, quando magari dopo pochi anni dal matrimonio non si sta più tanto bene assieme, quando il lavoro non c'è, non dà dignità, fa sì che uno non abbia voglia né di uscire di casa, né di far parte di un'associazione, né di dare il suo contributo perché si vergogna magari a non riuscire a portare e ad esprimere se stesso in un lavoro dignitoso. Quando poi iniziano i problemi di salute, gli anni vanno avanti, allora lì sì vengono fuori gli amici. Termine tanto abusato ma importante, essere amici, stare assieme. E qui vedete, per rafforzare quella che è la nostra storia e quindi il nostro domani. Si parla tanto di, come si chiama, Recovery Fund, giusto? Fondo per la... Ragazzi, traducete voi che siete freschi di studio di inglese. Mi pare per la ricostruzione, non vorrei sbagliarmi. Ma ricostruzione di cosa? Certo, di un lavoro che è importantissimo, che è sacro, mi permetterei di dire, ma anche abbiamo bisogno di ricostruire il nostro tessuto spirituale e umano, culturale e sociale, affettivo. Abbiamo pregato per quel ragazzo morto in maniera così sciocca e tragica assieme. Abbiamo bisogno di riscoprire che è sacro il nostro modo di stare bene, in pace, secondo quella che è l'ottica del Vangelo, cioè un'ottica di misericordia, di inclusione. E questo non solo rispetto agli immigrati di cui tutti noi parliamo, e forse poco da partire da noi preti, da noi sacerdoti riusciamo a fare, ma da quelli che sono gli emigrati, quelli che vanno via da se stessi, nel senso che perdono il senso di chi sono, degli emigrati che vanno in cerca, i nostri giovani, anche quelli cosiddetti di buona famiglia, che non sanno perché studiare, non sanno a quale scopo sacrificarsi, non sanno per chi farlo. Abbiamo bisogno di accompagnatori saggi, come Maria ha avuto bisogno di Elisabetta. È stato un bisogno reciproco, hanno saputo corrispondere questo tra di loro per entrambe vivere appieno la loro maternità. Io penso che Maria ci inviti a fare questo. Invocare il suo nome nella preghiera vuol dire iniziare in qualche modo nel piccolo e nel semplice a mettere in atto qualcosa che testimoni la nostra fede in lei. Anche lei ha raccontato sicuramente quello che ha vissuto con Gesù. Non poteva non raccontarlo, non viverlo, non farlo vedere con quello che faceva, diceva, decideva. Così gli apostoli, così noi. Ho detto già 3 volte concludo, adesso è vero. Ieri sera, aneddoto che mi è capitato, che così mi piace condividere con voi. Ieri sera 2 ragazzi, giovani, belli, ragazzo e ragazza, un tavolo a fianco a me, in un bar, così confesso anche di essere stato in un bar. Non so perché, se per provocazione, perché hanno visto la croce al mio collo, ma parlavano di fede. E si sono messi a parlare del battesimo e uno diceva all'altro: ma tu ti sei sbattezzato? La ragazza al ragazzo: no, dice, sì, io sono battezzato. Ma perché sbattezzarsi? Perché andare là
a fare un atto, a perdere tempo, a cercare il prete, la sacrestana e chissà chi per cancellare il nome. Tanto a me del battesimo. Seconda aneddoto, stamattina viene una nonna, perché vengono i nonni a chiedere il battesimo per il nipote. Dico ai genitori dove sono? Ma sa, questo settembre è tanto caldo, l'ultima domenica prima della scuola, ci sta per l'amor del cielo. Però mi dice, battezziamo, va bene, decidiamo la data, va benissimo. Che nome diamo al bambino? Nate. Come dico, pensavo di aver capito male. Nate, N-A-T-E. E dico, ma guardi, si potrebbe anche fare, ma aggiungiamoci un nome, magari ricordiamo un santo di cui in qualche modo a cui siete legati. Perché dopo aver battezzato Aria, dopo aver battezzato Ace, anche Nate mi sembrava un po' troppo. Capite quanto è andata avanti la storia, quanto veloce va avanti sotto gli occhi nostri, e noi nella nostra fede, nella nostra liturgia dobbiamo riuscire a intersecare queste corde profonde e autentiche dei nostri ragazzi, dei nostri giovani, delle famiglie giovani, degli anziani, delle persone che come me hanno 50 anni. Dobbiamo riuscire, dobbiamo impegnarci, i gesti ci sono, questo è il primo momento. Diciamo sì al fare assieme nel nome di Dio e nel nome dolcissimo di Maria. Mostrati madre di tutti, accoglici sotto il tuo manto, poiché tu avvolgi di tenerezza ogni tuo figlio. O Maria, sii madre compassionevole per le nostre famiglie, soprattutto là dove non c'è comprensione né dialogo tra le diverse generazioni, dove si vive di continue laceranti tensioni tra genitori e figli. Per quanti sono soli, non sono amati e non sanno dare un significato positivo alla loro esistenza. Per coloro che vivono distratti e non si accorgono delle sempre nuove possibilità di rinascita che Dio mette a loro disposizione. O Maria, sii madre di misericordia. Per quanti vorrebbero ricominciare a credere, ossia ritornare ad una fede più adulta, sostenuti da fratelli e sorelle di fede che aprano loro il cammino. Per gli ammalati, che fanno fatica a benedire il Signore in questo momento di grande sofferenza. O Maria, sii madre di tenerezza, per i ragazzi e i giovani che si aprono alla vita e cercano la loro vocazione, per i fidanzati che vogliono consacrare il loro amore, per le famiglie aperte all'ospitalità e all'accoglienza. O Maria, sii madre di unità, per le nostre comunità parrocchiali, perché aiutino i cristiani a diventare maturi nella fede, per i catechisti e gli educatori, perché siano veri modelli di vita cristiana adulta, per i nostri sacerdoti, perché non si scoraggino nelle difficoltà e sappiano proporre ai giovani gli esigenti appelli di Dio. O Maria, sii madre amorosa, verso coloro che hanno più bisogno di essere amati, cioè i peccatori, nei confronti di quanti si sentono giudicati dagli altri e lasciati soli. Tu, Madre compassionevole, veglia su di noi, Maria. Tu, Madre di misericordia, veglia su di noi, Maria. Tu, Madre di tenerezza, veglia su di noi, Maria. Amen. A tutti coloro che si sono impegnati per la bella riuscita dei vari momenti della festività del nome di Maria, a chi ha donato tempo e anche il buon vino di Capriva, al comitato del nome di Maria, ai volontari, al servizio d'ordine, a Don Ugo che ha coordinato. Un grazie ai cori che hanno solennizzato ieri e oggi la festività
alla banda di Fiumicello che tradizionalmente accompagna questa processione e agli scampanotadors provenienti da diverse comunità. Bravi. Sarebbe bello che anche in città ci fosse comunque questa come potrei dire, questa vivacità, ecco. Certo, potrebbe essere meglio, potrebbe essere di più, potrebbe essere tutto quanto, però si vede, e vi faccio i complimenti non solo per questa giornata, ma per la Chiesa, che è veramente un gioiello. Si vede che molti la amano e così la seguono. Non dovrei dire, ma ringrazio ovviamente tutti, l'ho fatto e mi congiungo con Don Maurizio, ma permettetemi di sottolineare l'unicità di, adesso qualcuno avrà da ridire, ma è solo per amicizia e anche per così buona sorpresa, l'unicità di vedere un sindaco che si toglie, essendo mancanti gli uomini, è uomo del suo paese, giustamente, ragazzo è uomo, e quindi ha voluto dare anche lui come persona e come appunto partecipanti di questo paese, viventi in questo paese, e la sua storia, la sua testimonianza. Grazie. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie.